Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Oggi faremo insieme una ricetta sicilianissima della mia provincia e quindi di Catania, le minne di Sant'Agata. Chi di voi non li conosce? Sicuramente i catanesi li conoscono tutti. Sant'Agata è una santa martire molto amata a Catania e viene festeggiata il 5 di febbraio, ma in realtà i festeggiamenti iniziano già tutto il mese di gennaio. Ma andiamo a vedere subito come l'ho realizzata. Io vi propongo una ricetta semplice e veloce, pronta veramente in 10 minuti. Quindi andiamo a condire la nostra ricotta andando a mettere 500 g di ricotta e 100 g di zucchero semolato. Il tutto lo andremo a sbattere o nella planetaria o con un frustino elettrico. Dopodiché aggiungiamo anche l'estratto di vaniglia e lasciamo mescolare un paio di minuti fino ad ottenere una crema molto raffinata. Adesso, per raffinare ancora di più la nostra crema di ricotta, io vi consiglio di andarla a setacciare. Ovviamente potete passare questo passaggio, nel senso, giro di parole, potete non fare questo passaggio, ma la vostra ricotta verrà veramente più buona in questo modo. Dopodiché andremo ad aggiungere 40 g di gocce di cioccolato o scaglie di cioccolato fondente. Io vi consiglio di aggiungere le scaglie di cioccolato a mano, così non si andrà a colorare la vostra ricotta. Trasferiamo la nostra ricotta in una sacca a poche e la andiamo a riporre in frigorifero. Non avremo bisogno per forza della sacca a poche, ma se vogliamo fare un lavoro più pulito sarebbe più indicato utilizzarla. Ovviamente potete poi fare l'operazione che vi mostrerò tra poco con l'aiuto di 2 cucchiai. Per realizzare le minne di Sant'Agata avremo bisogno anche della pasta reale o pasta di mandorla verde, che io ho preso già comprata, ma se volete possiamo farne una ricetta. Quindi spolverizzate la superficie di amido e andatela a stendere. Per realizzare le minne di Sant'Agata in realtà esistono degli stampi adatti, ma siccome noi non ce li abbiamo, ci aiutiamo con una placca da forno da muffin e un cerchio compapasta che deve essere di 2 cm minimo più largo della forma del muffin. Quindi con l'aiuto di un mattarello andiamoci a stendere la nostra pasta reale di uno spessore di circa 2 mm, dopodiché lo andremo a coppare con il nostro coppapasta di 9 cm circa. Dopo che avete formato i vostri dischi di pasta, andate a spennellarli per andare a togliere l'amido in eccesso. Utilizziamo l'amido perché altrimenti lo zucchero a velo si andrebbe ad attaccare alla pasta di mandorla e non va bene. Quindi andiamoci a pure infarinare con dell'amido, a inamidare, se meglio si può dire, la nostra placca da muffin e andiamo ad inserire i nostri dischi in questo modo, come state vedendo fare a me. Quindi andiamo a livellare sui bordi, in questo modo come vedete fare a me, e andiamo a riprenderci la nostra ricotta. Vado a tagliare la punta della mia sacca a poche usa e getta e vado a riempire la mia pasta reale in questo modo. Andate a riempire fino a 2 mm dal bordo della vostra pasta reale. Come potete notare, con le dosi che vi ho dato ne otterrete 11. Adesso ce le mettiamo da parte e andiamo a prendere del pan di Spagna. La ricetta ve la metterò qui sopra e pure sotto nell'info box. Il pan di Spagna deve essere tagliato dello spessore di 1 centimetro, massimo 1,2 centimetri, e lo andiamo a accoppare con un coppapasta più piccolo delle dimensioni del muffin, stavolta della forma del muffin ovviamente, e lo andiamo a posizionare di sopra come sto facendo io, avendo l'accortezza di premere bene così che si unisca alla ricotta.
andiamolo a riporre in congelatore e ci vediamo tra un'oretta. Trascorso un'oretta circa andiamo a riprendere le nostre minne di Sant'Agata e le andiamo a sformare dalla nostra placca da forno. Sarà semplicissimo farlo. Io pensavo di riprendere, invece non ho ripreso, ragazzi, perdonatemi, ma è un'operazione veramente semplicissima da fare. Quindi adesso in realtà le nostre minne di Sant'Agata dovrebbero essere ricoperte da una glassa di zucchero cotta con zucchero semolato e acqua, ma siccome poi l'azione di temperaggio per rendere la glassa lucida e bianca è complicata, andiamo a realizzare una glassa di zucchero con zucchero a velo e latte, che è molto più semplice da realizzare e comunque verranno buonissime le vostre minne di Sant'Agata. Quindi andate a disporre le minnuzze su una gratella con carta da forno sotto e andate a collarvi sopra la glassa di zucchero. Dopodiché le andate a sbattere un po' sulla superficie così da rendere la glassa omogenea e andate ad inserire una ciliegia candita. Ovviamente lo zucchero lo potete riprendere dalla carta da forno e riutilizzare. Ed ecco le nostre minne di Sant'Agata dopo 2 ore di riposo in frigorifero, pronte per essere servite. Guardate come si presentano all'interno. E spero che questa videoricetta vi sia piaciuta, sono buonissime ragazze, provatele. E se vi è piaciuta lasciatemi un commentino così io lo so. E vi auguro una buona Sant'Agata a tutti, alla prossima videoricetta dalla cucina del cuore. Ciao!